Buonasera! Buonasera a tutti, ci troviamo nel comune di Alghero e stiamo per visitare uno dei nuraghi più belli di questo territorio. In effetti ci troviamo nel parco di Porto Conte e stiamo per visitare uno degli esempi di abilità e di creatività e di intelligenza costruttiva del popolo nuragico del 1500 a.C. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi ai nostri canali social Facebook, YouTube e Instagram e a breve Il nuraghe di stasera è il nuraghe Palmavera! Questo complesso nuragico presenta resti di capanne, di circa una cinquantina di capanne, con anche più avanti la famosa capanna delle riunioni che visiteremo con due visite particolari, ed anche un nuraghe. Partiamo subito dalla capanna delle riunioni. Seguiteci. Ecco, ci troviamo all'ingresso della capanna delle riunioni. Come potete vedere si tratta di una struttura perfettamente circolare che poteva contenere una quantità di persone all'incirca di 50-60 unità. Possiamo subito notare le mura interne e anche una sorta di sedile appunto che corre lungo tutto il muro, quindi con forma sostanzialmente cilindrica. E la cosa veramente spettacolare di questa capanna delle riunioni è questo betile, cioè una ricostruzione di un nuraghe in miniatura, di un nuraghe monotorre, che appunto oltre a rappresentare un'offerta alla divinità dà anche la possibilità a noi oggi di poter capire appunto come fosse costruito in realtà un nuraghe. Noi oggi appunto troviamo purtroppo solamente resti di queste stupende e affascinanti costruzioni mediante questi betili che si trovano qui a Palmavera e anche in altri siti. Abbiamo anche la possibilità di poter capire come fossero nella loro strutturazione completa. Mentre la capanna delle riunioni è stata costruita probabilmente attorno al XII secolo a.C., il pezzo più importante di questo parco archeologico, cioè il nuraghe, è datato circa 1500 a.C. Si tratta di un nuraghe con un corpo centrale formato da due torri e con un antemurale a forma pentagonale, quindi sostanzialmente delle mura che lo delimitavano esternamente a forma pentagonale. Ora entriamo all'interno.
Ecco, ci troviamo all'interno di questo nuraghe che è stato costruito con blocchi di calcare e di arenaria. L'accesso avviene all'interno di un primo cortile, per cui poi sulla destra troviamo l'accesso ad una torre ausiliaria, ma qui sulla sinistra incontriamo l'accesso alla torre principale che visitiamo subito. Ecco, appare una struttura in realtà abbastanza contenuta rispetto a tanti altri nuraghe. Abbiamo una tholos che è perfetta, che è completamente chiusa, e nella parte centrale per terra possiamo osservare un altro betile, quindi una pietra lavorata che appunto era utilizzata per riti propiziatori, come offerte insomma agli dei. Possiamo osservare sulla nostra sinistra una piccola nicchia. Ricordiamo che a tutt'oggi il vero significato delle nicchie, o comunque l'utilizzo delle nicchie, è ancora da investigare, quindi non ci sono, diciamo, delle opinioni uniformi. E poi possiamo notare un'apertura che appunto dava l'accesso al piano superiore. Bene, ora possiamo uscire. E ci rechiamo in una delle torri accessorie che appunto è crollata. Come potete vedere sono stati fatti giustamente dei lavori di sistemazione e di consolidamento della struttura. Esistono diverse aperture, non si sa quale sia esattamente la funzione di queste aperture, forse per aria o per poter appunto comunicare in qualche modo con l'esterno o osservare l'esterno. In particolare questa apertura invece dà accesso, comunque vista, ad una seconda camera accessoria che cercheremo in qualche modo di raggiungere. Ecco, visitiamo questa ultima parte. Si tratta di una specie di nicchia molto allargata che conduce ad una seconda ulteriore nicchia molto allargata e che permetteva il passaggio per poter uscire all'esterno. Qui abbiamo modo di proseguire il nostro giro e vedere i resti di una probabile terza torre che è andata completamente distrutta. Come potete vedere, questi sono i resti delle mura a forma pentagonale che delimitavano tutta l'area del nuraghe. Ora proviamo ad avventurarci. Questa è una delle, ricordiamo, 50 capanne. E da qui è possibile appunto vedere il resto del villaggio
costituite da diverse tipologie di capanne. In particolare al centro di questa struttura possiamo vedere probabilmente un qualcosa che serviva per fare un focolare e contenere il fuoco. Bene, da questo fantastico nuraghe è tutto, mi raccomando continuate a seguirci, iscrivetevi ai canali social Diversamente Sardi, Instagram, YouTube e Facebook. Arrivederci alla prossima visita, continuate a seguirci e a presto. Ciao.